amici, oggi non abbiamo dormito benissimo dopo l'arrosto di ieri. Ogni volta che arrostiamo beviamo un pochettino, non dormiamo proprio come bambini, però anche questa nottata è andata. Siamo stati molto bene ieri, ci siamo divertiti, conosciuto delle persone, delle belle persone, e oggi siamo ancora qua. Non è bello, oggi è nuvoloso, peccato. Volevamo prenderci il sole anche oggi, ma non, mi sa che non ce lo permette. Nuvolosissimo. Dado sta usando la sua fantasia, 1000 creazioni, e gioca lui con tutto. È un bambino speciale. Ieri si è divertito molto, erano 4 bambini. Chissà cosa sta costruendo. E io mi sa che metto lo scooter giù, che non lo metto giù da molto tempo, così posso andare a comprare un paio di cosettine, ad esempio la colla Rita qua. Sta cadendo anche questo dell'antifurto. I bicchieri finiti. E allora scriviamo una lista. Mettiamo giù lo scooter, facciamo una lista, così vado e compro tutto. Quindi bicchieri, colla, carbonella e bomboletta del gas. Abbiamo messo lo scooter giù e prima di andare a fare la spesa e anche una lavatrice devo fare, andiamo a fare un girettino in scooter qua vicino. Vediamo cosa c'è. Ho portato anche il drone, magari esce qualcosa di buono. Andiamo a fare un giro in scooter. Andiamo avanti, vai dritto. Adesso vi facciamo vedere che cos'è Lanzarote. Stiamo facendo un giro in scooter e siamo in mezzo al nulla. Ci sono solo pietre e collinette, guardate. E adesso ve lo faccio vedere anche meglio. Siamo pronti per decollare? Siamo pronti. 3, 2, 1. Mavic Mini 2 pronto al decollo. Adesso ragazzi vi facciamo vedere cosa non c'è a Lanzarote, perché ci sono solo pietre, montagne e montagne di pietre. Andiamo, vai!
paesetto di prima. Questo è il paesettino di prima, sperduto in questa valle di lacrime. Hola! È ora di andare a lavare un bustone di roba. Ti sei lavati la faccia e i denti? Sì. Tu? Sei sicura? Sicuramente prima di te, Ciccio. Io ti devo controllare. Bene, vado a lavorare perché qua mi sa che non lavoro io. Stavo chiacchierando con i gemelli e mi hanno detto che mi trovano delle macchine per noleggiare una macchinetta a prezzi baratissimi, 15 euro al giorno. E così posso parcheggiare il camper qua al sicuro dove sono loro e con la macchina andare con Rita e il bambino e Dado a visitare le grandi città. Comunque stavo andando a lavare la roba, ogni volta che mi fermo con loro è un piacere, quindi c'ero mezz'ora chiacchierando, ma devo lavare la roba, quindi mi hanno detto che poi vengono a farmi sapere per la macchina qui adesso dove c'è la lavanderia. Lavatrici tutte occupate per un sacco di tempo. Questa gigantesca da 21 kg piena di lenzuola, quella piena di lenzuola, qua altri testoni di lenzuola. Adesso provo a lavare qualcosa nella piccolina che sta vuotando questa ragazza, ma ci vuole molto tempo oggi. Gli amici Luca e Luigi non mi hanno trovato una macchina a noleggio a poco prezzo, ma mi prestano direttamente la loro, perché ve l'avevo già detto che erano delle persone speciali e gentilissime, e queste sono le conferme. Guarda, ci vendiamo tutti i giorni. Adesso andiamo a mangiarci però una pasta asciutta in camper da noi e Rita la starà facendo. Ci stiamo bevendo un caffettino nel frattempo che la biancheria sta asciugando, e ho scoperto un'altra cosa, è addirittura un tecnico informatico, quindi bravissimo usando i computer, e mi stava facendo vedere il suo Mac. Eh sì amici, sto sempre lavorando, altro che poi dicono che sono sempre in vacanza. Ce l'abbiamo fatta, roba lavata e asciugata e piegata, grande, guardate che bustone. E adesso andiamo a mangiarci un bel piatto di pasta asciutta. Andiamo. Vamos. Sì. Adesso è uscito un po' di sole e si sta alla grande. La strada per rientrare a casa. Non ti scomodare tanto, esci solo le sere, mangiano seduti qua. Ma che? Ma quando? Non ho mai mangiato in vita mia senza tavola. Non neanche oggi. Qua fa male. È uguale al nostro, stesso colore. Vai. Però c'è il più nuovo. Io sono già scolorito a Forteventura. Infatti. Ma te lo giuro, sei scolorito a Forteventura. Vuoi mettere i perni? Ti passo le cose adesso? Sì, questo è il portafoglio originale. Spaghetti. Sugo pronto, acqua sta per bollire, qui dentro verdure. No, lì dentro c'è la carne per te, per Davide. Il resto è tutte verdure perché i gemelli sono vegani e quindi la carne non va bene per loro. Ce la mangiamo noi. Ragazzi, Questa storia ancora. No, vamos. Vamos. Questa?
mangiare solo un piatto Después esta? Solo un piatto di pasta asciutta. Solo un piatto, meno male, Meno male grande. che ci hai detto un piatto di pasta, meno male. Se pasta a forno che c'è un ricevimento matrimoniale qui. Adesso stappiamo anche il vino. Che questo? La esto. Grande, ancora. Funghi. Grande Rita, grande mujeres. Grande. Rita Vale. Rita Vale. Ok, tu bene. Facciamo bene. Si sta bene al sole, eh? Sempre bene si sta in Canaria. Al Bali in riserva del 2015. Questo è un omaggio di Luca e Luigi, l'hanno portato per la cena dell'altro giorno, ma ce lo beviamo adesso. Un po' di funghetti, una frittatina di Rita zucchine? No, piselli. Ah, Dimmi grattugia il piselli. parmigiano. Sì. Melanzane, patate, fagiolini e carote, un'insalatina. Fame ne abbiamo, vero? Abbastanza. Sì, è ora, è Abbastanza. l'una, è ora. Abbastanza, è invitante anche la tavola. Attenzione. Corri, corri, corri. Gira da dentro. Essere come lui, nel senso avere i soldi e fare del bene. Parmigiano c'è? Meglio che se ne scappa. Buon appetito a tutti ragazzi. Proveggio. Buon proveggio. Certo di piselli, di zucchine. 2 spaghetti all'italiana ci volevano. Buonissimi, squisiti. È sempre lei l'artefice. Sì, È sempre lei. e grazie. Così ti piace a te, eh? Sì. Pranzare fuori con amici, bevendo vino. Ma quanto ne stai bevendo di vino? Sei già al secondo bicchiere se non sbaglio. 0,4 millilitri. Ah. Domenica ad Arrecife con la macchina loro. Quella parcheggiata lì. Così possiamo lasciare il camper fermo, tranquillo. Quando ognuno questa macchina. E siamo più sicuri. Mamma mia. Ciao ragazzi, grazie. Ciao belli, grazie. Ciao, grazie ragazzi. Hermosa famiglia, Grazie. muchísimas gracias. Ciao belli. Grande, un campeón, un campeón, un campeón. Buongiorno amici. Buongiorno. Un altro risveglio potentissimo di sole oggi, un risveglio accecante. Scooterone giù, mare, come si rispetta e come deve essere a Lanzarote. E oggi arriva un nostro caro amico, mio caro amico, è arrivato dalla Germania per lavorare dopo tanti anni in Germania, 15 o 20, non lo so, non me lo ricordo. E si è stufato della Germania, di lavorare in Germania, è venuto qui a Lanzarote per lavorare in una cucina. Lui è un cuoco, è un pizzaiolo e quindi lavoreranno qui insieme ad un altro amico italiano. E oggi viene a trovarci qua nel nostro parcheggio e tra un po' sarà qui, sono le 8 del mattino, magari alle 8 e mezzo, 9 sarà qui. Poi andremo in scooter a fare una bella spesa e cucinerà lui per noi oggi, quindi decideremo poi cosa comprare e lui farà da chef. Così per una volta Rita, che lo dite sempre, che cucina per tutti, che fa sempre tutto lei, per una volta sarà ospite nel nostro camperone. Vediamo se riusciamo in queste imprese. Che bellino viene qua. Ah, il nostro amico. Nostra amica cagnolina. Oggi apriamo il frutto che ho comprato l'altro giorno, vediamo se ci piace. Com'è? Buono. Posso assaggiare anche ad Dario? Sì. Buonissimo. Non mi ricordo neanche il nome, eh. Che sapore ha? Toast bruciato. È buonissimo, dai. Ma Volontario. tipo fichi d'India, forse. Non è dolce. Beh, non è dolce.
No, non mi piace. No, non è neanche amaro. Mi aspettavo. Il fico d'India è dolce. Però è succosissimo. Si vede. Ragazzi, lui è Tore, l'amico di cui vi ho parlato prima. Viene direttamente dalla Germania. Dalla Germania con furore. Con furore. È sardo come me, però siamo nati e cresciuti nella stessa città. Poi lui, giustamente, perché Carboni non ha attraversato un buon periodo, è partito, è andato in Germania. E c'eri quanti anni? Quasi 30 anni. Quasi 30 anni in Germania. Infatti parla e sempre ya. Ma adesso già gli passa, inizia a dire altre cose, a dire siesta, a dire tranquillo. Cerveza. Cerveza l'ha già La imparato. prima cosa che ho imparato, una cerveza por favore. Adesso andiamo a fare un pochettino di spesa e poi lui è cuoco, quindi ha fatto 30 anni di cucina. in No, Germania. 30 anni no, cucina prima, no, prima però un altro lavoro. 15 anni 15 di anni. gastronomia ce li ho. Cavolo, quindi adesso andiamo a fare la spesa, andiamo in scooter e poi cuciniamo insieme. Io farò da aiuto cuoco oggi. E lavapiatti. E lavapiatti. Così Rita oggi si riposa, perché ce lo dite sempre nei commenti, ma cucina sempre Rita, fa sempre tutto Rita. Oggi facciamo io e Tore, va bene? A dopo ragazzi. Aiu! A Lazzarotte, dopo 30 anni che non ci vedevamo, ci incontriamo a Lazzarotte ragazzi, neanche a Carboni a casa nostra. A Lazzarotte, oh, è proprio vero, tutte le strade portano a Roma. È vero. Il nostro amico Ale, uno dei più grandi seguidores del canale. Ale, un abbraccio. Ciao Roby. È stato bello sentirti adesso. A presto. Ciao testina. Ciao Ale, ciao, buona. Ho fatto bene, la decisione più sana che potevo fare è andare via Io da ti auguro questo. tutto il bene che possibile, che Yeah. lo troverai qua, perché alla Sì, fine qui sì. sta bene, se non è qui è in un'altra Yeah, isola, yeah. se non è nell'altra isola è a Tenerife, No, ma io comunque da ormai qualche parte si sta bene. Sono venuto qua per buttare l'ancora, no? Sono una persona che Hai fa ponderato. radici. Sì, faccio radici. Quando metto una cosa in testa la faccio e basta. Salute Tore, buena! Alla nostra amicizia. Cin cin. Tore sta proponendo questo, uno spaghetto Barilla italiano con i frutti di mare. Poi abbiamo preso il sugo, abbiamo preso il prezzemolo, cipolla e aglio, e poi ho preso questo che dice che è tipo il sedano. Qua il sedano non si trova, quindi non so come lo userà. E di secondo ha detto che ci fa delle scaloppine e adesso siamo nel bancone della carne. Prendiamo quel filetto lì, Ah, buono. facciamo un bel filetto. Facciamo una bella scaloppina, o al vino bianco o Bene. alla pizzaiola o alla Vabbè. panna, vediamo. Vediamo. Bene, vino bianco ne abbiamo a sufficienza, sia per cucinare e anche da bere. Siamo arrivati all'accampamento. Tore, gentilissimo, ha fatto un bellissimo regalo a Davide, ve lo faccio vedere. Aprile tu. Come si fa ad Guarda. usare tanta roba tecnologica Fammi vedere. Wow. senza filo? Senza filo. Benvenuto Tore, benvenuto a casa. Casa non c'è casa, Benvenuto vero? a casa, questa è casa nostra. Bello, dai, ci sta. Bella storia. Che dici? Bello, si può vivere? dai. Ma certo, ma stai scherzando? Si può vivere. C'è proprio Sì, due vabbè. cuori e una capanna. Sì. Yeah? 2 anni È e 3 quello, mesi qua dentro. Sì, Dado wow. dorme lì con lo papino. Ah sì? Perché del diabete lo controlla sempre durante la notte. E Rita dorme qua. Bello, E dai. sta bene in Sì, un ambiente sì, del ma genere. Noi minchia, lo teniamo un'avventura sempre quello che bene, fate, ragazzi. carino, in È ordine. una bella storia, sai? Il E cuoco così in lo- azione. Così lo lascia nell'olio d'oliva, quando deve cucinare lo può sempre usare. Se io faccio così partono anche le dita. Sì. La carota. Anch'io lo testo un po' di volte le dita, non è Ah, sì. sì,
con sbuffatina di vino bianco e poi alla panna. Buonissima, la scaloppina alla panna. Per spadellare la nostra cucinetta a benzina che conoscete, il panorama pure. Dai ragazzi, però dai, ci sta. È un contenitore? Sì, di plastica. Yeah, uguale. Uno di questi? Sì, va bene, yeah, come tutto Più bene. grande Sì, o no, questo, va bene quello. Yeah. Questo è un po' di morbido. Sì, si squagliano in bocca. Un prezzemolo? Sì. Ah. Ok, ci spostiamo fuori, ci siamo spostati fuori. Dove devi fare il sughetto, vero? Così mi è sembrato di capire. Cucinetta a benzina. Serve altro olio, no? No, c'è già tutto qua. Voilà. Sì. Ah, il prezzemolo me lo taglieresti gentilmente? Beh, Vittorio, una cucina così, però. Cazzo di... Vogliamo trovare. In genere cucini a chiunque. Invece no, davanti Bello alla... qua. come mi manda Rai 3, sai? Che bello, ragazzi. Lo chef lo accudisco sempre, ragazzi. Certo, se non no può rimanere senza benzina. Non si può lavorare. E La senza cucina va a benzina o gasolina. La cucina va a benzina, lo chef va anche a benzina. Guardate che bei colori, ragazzi. Filetto di maiale, si squaglia in bocca. Una passatina. Bello sul sale, mi piace così sul sale. Sì, grasso così. È un piatto, signora? Rita. Signora Rita. Cioè, non ho mai cucinato davanti al mare. È bello. Cioè, non l'ho mai fatto, ti giuro. Hai visto? Ho cucinato in tutti i buchi, ma non davanti al mare. Ti piace? Mi piace a me, mica lo vedi che Sei gasato. sono gasato, mi piace la storia. Questo per cucinare. Mezzo? Ja, Così? Ja.
is again, I'll spend it, I think, on my own. But who knows, who can tell? I just might call some friend. But you know, if I pick up that phone and we meet up for drinks, the longer I stay, I'll only have sad things to say. Oh well, it's Christmas again. Best if I spend it alone. Oh well, I have no one to blame.